Ben svegliato. Sì, ben svegliato. Guarda Alexa, oggi non mi dire niente perché stanotte non ho dormito. Perché? Sto sempre sulle spine. Poi anche il pensiero che devo andare insieme. Niente, non ho dormito. Sono stato tutta la notte sulle spine. Metto un po' di musica rilassante per farti rilassare. Ecco, grazie, bravo. Alexa, meno male che è musica rilassante. Alexa, stop musica. Minchia, stonai. Alexa, chiamo un Torino. Se lo chiamo a Palermo, va bene lo stesso? O lo vuoi proprio di Torino? Alexa, ma vanculo. Tatuaggi uscisti? Certo che ci. Tu tappato ufficio tatuaggio? Bello, mo feci. Allora mi pare che potessi magari ringraziare, no? Certo, ora lo ringrazio. Vuoi ringraziare? Ora ce lo ringrazio. E cantici una canzone. No, non ci chiamo. No, cantici una canzone. Scusami, ci ricordo il telefono. No, perché tu stai dicendo io, tu oggi ci canti una canzone. Ora io me ne vai e tu ci canti una canzone. Vedi che musicista tu Tu stai dicendo io che ci cantare una canzone. Vedi che c'è la canto. Mi ne stai? Tenisti? Mi stai vedendo? No. E allora ti cammini. Morissido, io ce la canto. L'altro giorno all'improvviso mi son preso di coraggio e mi feci un tatuaggio. Sono andato da Tonino che mi feci scondicino, ma puzzava a nicchie vino. Glu 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 glu. Io ci dissi voglio un drago, lui rispose da ubriaco, ora ci penso io. Va. Quando ho visto il risultato tutta raggia vinne su. Non era un drago, pareva un canguro, con tutta cura infilata in bocca. Solo una cosa voleva spiegata. Quando vino di calastre per fare sta cagata. Così si trattano l'amici me, così si tratta. A questo si tratta, mi consumavo una yam. Che ti feci tu che stai? Tu che ci dicesti che volevi fare? Già. E fra il gioco e il canguro la differenza qual è? Perché il canguro su due e il gioco è uno, non l'hai capito? Oh, a poi perché che si insaluta avanti per dire il canguro ti aiuta a fare i saudi, no? Scusa che hai ragione, ma io fa mutegno. Te ne dillo. Mutegno. Te le cammini meglio, vai. Perché mutegno? Tu pensa che sei un Io canguro? sono un salutama anche mutegno. Bravo. Signora, se lei è già ingrassata di 1 chilo, non va bene. Va bene, comunque, ci vediamo allo studio. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Dottor Filadelfio Grasso. Sì. Dietologo, come dicevo il nome. Non va? Vabbè, il nome fa pensare a Grasso. Lei come si chiama? Io, Gianfranco Losicco. Lei lo sicco, insomma, anche lei. Mi dica un po', lei quanti anni ha? Sono nato il 26 agosto, si faccia il conto. Ci faccio il conto. Senta, lei quanto pesa? E non lo so. Guardi, lì c'è la bilancia. Salga su e mi dica il peso. Che numero c'è? 11,1 kg. E che cos'è un bambino? No, venga qua, si secca. Venga, si Può accorga. essere che sbagliamo. 111 kg, Può complimenti. essere mai, ma sarà l'abbigliamento. Sì, certamente, è possibile. Guardi, lei ha intolleranze? La mia famiglia, non ne posso più, me ne voglio andare. Intolleranze alimentari? No, vabbè. Lei è vegano o vegetariano? Più vegetariano. Vegetariano. Infatti io mi alimento molto di pollo, di crapetto, queste cose qua. Perché dice che i vegetariani mangiano solo verdura, non mangiano carne. Perché che carne? Ma mangiano solo erba, verdure. Appunto. La pecora mangia l'erba, la gallina mangia l'erba, vuol dire che quelle carni sono carni erbivore, mi perdoni. Io me le posso mangiare. Lo sicco non funziona proprio così. Guardi, lei svolge attività fisica? Molto, tutti i giorni al lavoro e solo attività fisica. Cioè, che lavoro fa? Io sono usciere alla regione siciliana. E l'attività fisica dove? Quando vengono gli onorevoli, dottore, sì. Benedetto. Senta, signor Rosicco, mi vuole dire la sua dieta giornaliera come composta? Mi deve credere, io mangio come un uccellino, intanto in Per grassa. esempio, lei a colazione, la mattina, cosa mangia? Faccio un poco dolce e un poco salato. Cioè? Un'arancina, una pezzetta, una cipollina e un cornetto, però il cornetto integrato, senza niente. Certo, per compensare. Comunque il cornetto si dice integrale. Sì. E il caffè senza zucchero. Sì. A pranzo invece cosa mangia? Solo pasta, un piatto di pasta e ci ho detto pure a mia moglie
moglie, siccome voglio dimagrire, dimezza la quantità della pasta. Fatto E bene. l'abbiamo E dimezzato. quanto ne mangia? 250 grammi. 250? Perché prima ne mangiava mezzo Ma chilo. solo pasta mangiavo. Alla faccia. E la sera a cena invece cosa Non mangia? niente, latte. Mi bevo una tazza di latte, Di latte? e 4 bocconcini. Una tazza di latte con 4 bocconcini I piccoli. bocconcini che compro io sono così. No, in questo caso quelli sono 4 filoni. No, il mio panettiere li chiama bocconcini lunghi. No, non va bene così, non va bene così. Allora lei dunque, lei adesso seguirà questa dieta che dico io. Dunque lei deve mangiare 5 volte al Oh, giorno. questa è una cosa che mi fa piacere, vede? La mattina a colazione lei deve mangiare 2 fette biscottate con un tè molto blando, va bene? Ma le fette biscottate me le posso mangiare tutte insieme o me le posso companeggiare le fette biscottate? No, le fettine lei le può intingere nel tè e se le mangia. A metà mattinata lei mangerà 10 mandorle. 10, non più di 10. 9 sì, 11 no. Non mi sbagli assolutamente. A pranzo lei deve mangiare 50 grammi di pasta con 2 gocce di olio Evo, proprio 2 gocce. Dato che sono 50 grammi, non c'è manco bisogno di fare bollire l'acqua, e mettici una ricentata. 50 grammi di pasta e una piccola insalatina. A metà pomeriggio ho 10 mandorle oppure una frutta scelta. Un'anguria è possibile? No, assolutamente. Un frutto, No, una mela, una pera, o le mandorle o la pera, un frutto piccolo. Devono essere pure piccoli. Piccole, sì, No, assolutamente. Poi la sera una fettina di pollo, 70 grammi di 70 grammi? 70 grammi di pollo. E se io vado dal macellaio e ci dico 70 grammi di pollo, quello mi dice, ma che ci hai invitati tutto questo pollo? Vabbè, lei comprerà una bella fetta di pollo e poi se la porziona. 2 gocce di olio. Inizia, tutto quest'olio non viene troppo poi assammarato. No. E una piccola insalatina. Ecco, scondita però. Tutto questo dal lunedì al sabato. La domenica, giorno libero. Oh, questa è la bella notizia. Cioè io domenica posso mangiare tutto quello che voglio. No, lei può soltanto bere acqua dalla mattina alla sera. Bene? Mi scusi, ma a meno casata? No, acqua naturale, temperatura ambiente. Dal rubinetto. Assolutamente, sì. Vabbè, dottore, Lei, mi faccia questa dieta. E prima deve pagare la visita. Deve pagare. Già no, mi scusi. capita. Avendo sentito la dieta, Capita. quant'è? 150. 150, sì. Ecco qua, bene. Sì, allora le preparo la dieta. Non c'è bisogno. Come no? Non serve. Siccome lei per dire 4 minchiate si è preso 150 euro, a me mi è passato l'appetito. A questo punto c'è la palermitana, mi passò l'appetito con 150 euro che si piglia per una visita, il dottor Filadelfio Grasso. Ma... Mi si dia. Mia moglie mi dice sempre non devi toccare gli asciugamani del bagno, sono per gli ospiti gli asciugamani del corredo. Io non devo toccare gli asciugamani, come asciugo? All'aria? No, te lo do io e mi dà una mappina vecchia che era una canottiera di suo zio degli anni 70 ancora sudata e io mi devo asciugare la faccia con la canottiera. Non usare gli asciugamani del corredo. Sono per gli ospiti. Ospiti. Ma se questa pandemia avevo 1 anno e mezzo che non viene nessuno in sta casa, quale ospiti? Io mi sento l'ospite. Me ne devo andare. Adottatemi. Quanto mi sento. A sti disgraziati si insegnano a strada, tutti i matini, e che camorria, prima di fare il pizza gli ammazzare iddi. Io non ne posso più, io me ne vado, basta, io non ne posso più. E chi è che hai, cucolai? Lella, ma è possibile che oggi ho i capelli tutti elettrizzati, il vestito che non mi si chiude bene davanti, le scarpe mi fanno male, tutto io oggi? E perché non da bestie, invece di fare la cemonita perché non ti vesti? No, e questo sai cosa mi provoca? Dolore nell'animo, proprio nell'animo. Qui è che ti scioppiao? Lella, è metaforico, è come se avessi un magone dentro. A con noi ti trassi uno spiddo? Lella,
Mamma, solo tu ci manchi, te lo giuro. Io a volte vorrei essere una bambola, imperturbabile, perfetta, vestito perfetto, capelli perfetti, biondo, occhi azzurri. Ah, quando volessi essere una bambola, io sogno sempre una bombola. Facciamo una cosa, ti rugno un coppo e vedremo se funziona, eh? Tu Proviamo. sai che sono un botto Va bene, vai. Ci cavi chissà? Hanno ammazzare a mia, di quando non saccio parare. Grazie Lella, mi hai trasformato in Barbie polvere di stelle. Grazie mille. Guarda, qui da funzionavo. Ora sai che faccio? Me ne rugno un coppo, capiremo se funziona con mia. Casa è l'ultima. Un tale entra in cartoleria e dice: mi serve del cartone. Molto spesso? No, ogni tanto. Casa è l'ultima.